È emblematico quello che è accaduto questo fine settimana. I ragazzi che hanno fatto l'epigrafe per i capi, i funerali, quindi l'epigrafe per i loro capi morti sbranati. Allora, se tu sei attento a quello che è il benessere animale, sai che questo non è ecosistema, perché è un ecosistema andato in tilt, il lupo non va nel recinto a procurarsi la preda, la caccia nel bosco. Anche il presidente della regione, Luca Zaia, è rimasto colpito dall'iniziativa messa in atto dai Malgari del Monte Corno, che hanno esposto nella giornata di domenica 2 vitelle predate dai lupi. Migliaia di turisti e visitatori sono entrati in contatto con la dura realtà del tema delle predazioni in altopiano. Ci sono delle bestie trucidate, muoiono in agonia a causa dei lupi e il vero problema è questo, dobbiamo trovarne una soluzione. Eventuali misure rispetto alla gestione del lupo spettano al governo centrale tramite l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La regione non ha competenze in tal senso. Noi abbiamo segnalato più volte questi fatti, le posso dire in anteprima, non lo sa nessuno, che io addirittura all'allora ministro Costa dell'ambiente ho portato addirittura un dossier con tutte le foto delle bestie sbranate, sventrate, con l'interiore esposte, ancora vive, insomma è una tragedia autentica, non lo è solo dal punto di vista economico ma anche per il benessere animale.